Al via stamani in alcune scuole di Agrigento l'inizio dell'anno scolastico, un inizio difficile in tanti istituti per via della mancanza di docenti che a causa della quota 100 sono già andati in pensione anticipata e del personale ATA necessario al buon funzionamento dell'istituto. Dall'altro lato la mancanza di tanti alunni che per via delle migrazioni familiari per la ricerca di nuovi luoghi di lavoro è dovuta purtroppo andare via. L'isola ha perso negli anni decine di migliaia di giovani. Nella nostra provincia la popolazione scolastica oggi è formata da circa 62.000 alunni che formano 3.121 classi. Gli iscritti alla scuola d'infanzia sono 12.769, in quella primaria 12.768, nella secondaria di primo grado e 21.958 in quelle di secondo grado, che formano 1.021 classi. Sì, abbiamo voluto rispondere all'invito del preside, del dirigente scolastico, di Luigi Costanza, e con piacere veniamo a portare il saluto del sindaco, della giunta comunale alla scuola. E da questa scuola ovviamente a tutti i ragazzi che si apprestano a continuare alcuni il loro percorso formativo, altri e principalmente a questi iniziano questa nuova esperienza di vita che li vedranno per una ventina d'anni alzarsi la mattina per andare a scuola. Il Comune sarà sicuramente vicino alle scuole come lo è sempre stato, assicurando, certamente noi vorremmo fare sempre di più, ma sicuramente riusciremo ad assicurare quella che è la manutenzione ordinaria. Anche quest'anno siamo riusciti, devo dire, seppur con grande difficoltà, a confermare quelle che sono la refezione scolastica nelle scuole primarie e in una scuola, nelle scuole dell'infanzia e in una scuola primaria. Noi sicuramente saremo vicini, stanno cominciando ad arrivare alcune segnalazioni che attenzioneremo, e per quanto riguarda la manutenzione ordinaria già i nostri tecnici sono in giro per cercare di capire, per cercare di dare il nostro contributo con le ristrettezze economiche che ci ritroviamo, sperando, e stiamo cercando di organizzarci, di poter dare un appoggio sempre più concreto alle scuole affinché i nostri ragazzi possano continuare il loro percorso formativo quanto più sereno possibile. Come previsto dalla normativa vigente, il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'apertura in anticipo delle attività didattiche rispetto al 12 come fissato, ripeto, dal calendario scolastico regionale. Oggi iniziamo con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con l'accoglienza dei ragazzi che si iscrivono per la prima volta alla scuola secondaria, e abbiamo la presenza massiccia dei genitori, questo proprio a testimonianza di questo rapporto sinergico che la scuola vuole sempre stabilire con le famiglie per la crescita culturale, formativa e sociale dei nostri alunni. Il dato regionale dà iscrizioni in calo ed emigrazioni di studenti intere famiglie al nord. Non è il caso della vostra scuola, anzi mi risulta che i dati sono estremamente positivi. Sì, in effetti la nostra scuola è il mio istituto che ha un controtendenza. Noi abbiamo avuto quest'anno diversi nuovi iscritti, tant'è che ci troviamo un po' in difficoltà da un punto di vista logistico, perché non abbiamo gli spazi sufficienti ad accogliere tutti i ragazzi che ci hanno onorato dell'iscrizione nel nostro istituto, però stiamo cercando di risolvere il problema all'interno, grazie anche allo spirito di collaborazione che l'amministrazione comunale di Agrigento, con in testa Sindaco Fioretto e l'assessore Amato, ci hanno fornito, quindi in breve risolveremo questi problemi, ripeto, strutturali. Però questo ci fa onore, ci premia di tutto il lavoro che fanno i miei docenti, che hanno fatto i miei docenti, e soprattutto dell'ampia offerta formativa che diamo alle famiglie e agli alunni.